L'Istituto Comprensivo 3 di Sora ha presentato Oltre la musica, il concerto dell'orchestra giovanile della scuola secondaria di primo grado Edoardo Facchini, svoltosi giovedì 15 dicembre all'interno della chiesa Santa Restituta. Ad accogliere i genitori ed i nonni, insieme agli amici ed i parenti degli allievi presenti, la professoressa Maria Rosaria Bedani con tanti colleghi e la vicepreside Ester Pisani, felici di poter riascoltare questi ragazzi che tanto si impegnano nello studio dello strumento in una esibizione dal vivo con i loro fantastici maestri Valentina Di Silvestro, Ivo De Propris, Donato Cedrone e la supplente del maestro Stefano Reale. Questa per noi è una grande occasione, come dicevo all'apertura dell'anno scolastico, non vedevamo l'ora di ricominciare nella normalità. I ragazzi avevano bisogno di questo, hanno bisogno di riconquistare spazi e momenti condivisi che il Covid purtroppo ci aveva precluso e non solo i ragazzi, anche i docenti, anche i genitori. Quindi abbiamo ricominciato con le attività, con i progetti storici della nostra scuola, l'orchestra in primis, che tra l'altro è anche il corso di strumento, è anche curricolare, il corso di teatro. Infatti questa sera ci saranno note musicali inframmezzate da letture prese dai classici Dickens e Gozzano. Avevamo bisogno di questo, quindi ha ripreso anche il corso di teatro, la compagnia dei Semiseri ha ricominciato alla grande. Questa sera ci sarà soltanto una piccola rappresentanza del gruppo nutrito della compagnia dei Semiseri, è iniziato nuovamente il coro, quindi il 18 pomeriggio ci sarà il coro e anche tante altre iniziative come il corso di ceramica, come i campionati, il torneo di pallavolo, di palla rilanciata e quant'altro. Cioè la nostra scuola è ritornata a vivere nella pienezza delle attività, nella gioiosità anche delle attività, perché noi pensiamo che per i ragazzi la scuola è fondamentale non solo come momento di istruzione, di educazione, di progresso della loro persona, quindi, ma è anche il momento dove loro possono vivere pienamente la loro gioia di vivere e mettere a frutto le loro potenzialità, le loro capacità, le loro abilità e scoprirne semmai anche altre che non sapevano di avere. Per questo concerto gli alunni, con i relativi docenti, hanno organizzato un viaggio di musica e parole fra testi narrativi, evocazioni poetiche e brani musicali d'autore. A rivolgere un saluto finale, collegata telefonicamente, la dirigente del Comprensivo 3, Marcella Maria Petricca, particolarmente emozionata per la bravura dei suoi ragazzi. Con una certa emozione che spero non mi tradisca troppo, sto assistendo a distanza, in continuità con una pratica che oramai sono 2 anni che ci sta massacrando, tra virgolette, però anche una grande opportunità, l'evento più bello dell'anno, ed è un primo step per portare i nostri alunni a disagi dopo appena 2 mesi di scuola, forse neanche, i nuovi entrati che sono una gioia perché li ho visti, sto seguendo a distanza ma si può dire in diretta
questo evento, che è il primo che apre le festività natalizie per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo Terzo, e vi dico che sono veramente emozionata più di quanto lo ero in presenza. Per me è tra l'altro la prima volta che in oltre 30 anni di carriera manco a un appuntamento del genere, e come docente e come dirigente. Come dirigente dell'Istituto Comprensivo 3, e tanto una continuità di oltre 15 anni, è la prima in assoluto che manco. Sono stata sempre, qualcuno mi diceva, presenzialista. Io più che a fini propagandistici l'ho fatto per il piacere di vivere in mezzo ai miei alunni, ai miei collaboratori, e quando parlo di collaboratori mi riferisco a tutto il corpo docente, a tutto il corpo non docente, quindi personale di segreteria, direttore amministrativo e i collaboratori scolastici. Ma soprattutto non avrei mai mancato una situazione in cui si incontrano le famiglie, ovvero il nostro vero partner. La famiglia è l'altra istituzione più forte che possa avere ancora un valore oggi in una società che sta andando per altri bivigli. Io comunque sono fiduciosa, nonostante l'incidente di percorso che mi è capitato, per il quale purtroppo mi sono dovuta assentare proprio quest'anno. Sto seguendo tutto a distanza e lo posso fare perché ho una squadra fortissima alle spalle che quando si dice l'allievo supera il maestro, se io posso essere il maestro per i miei allievi, ho notato che sono stati più in gamba di me, ammesso che io sia in gamba, a non interrompere il progetto educativo, anzi